Tuffo in Veneto per Salvini con bagno di militanti, bandiere venete, selfie e foto di gruppo. A Vicenza il segretario federale della Lega Nord ha parlato molto di referendum ringraziando chi si sta spendendo per il suo esito, ma è stato anche l'occasione per un blitz in via Medici, dove da tempo i riflettori sono puntati sull'hotel Adele, diventato centro d'accoglienza per migranti, e a breve a questo si aggiungerà anche l'ex Hotel Europa. Non esistono alberghi comprati per, caserme usate per, appartamenti affittati per. In via Medici i commercianti residenti non ne possono più e soprattutto temono che chi gestisce si allarghi ulteriormente. Centri di accoglienza, hub che diventano in calza Salvini fonti di guadagno. C'è qualcuno che ci sta guadagnando, questo è poco mi assicuro. A Vicenza c'è qualcuno che sta facendo fior di quattrini sulla pelle di questi disgraziati a spese dei vicentini. Questione immigrazione che potrebbe diventare per il centrodestra un cavallo di battaglia per le prossime amministrative in città. Centrodestra? Ma quale centrodestra? A Vicenza come a Treviso in questa fase a livello locale tra Lega e Forza Italia i rapporti si sono raffreddati se non congelati. Congelamento, a sentire il segretario del Carroccio, dettato dalla priorità referendum, ma poi... Dal 23 ottobre ho chiesto che sia a Treviso che a Vicenza la Lega tiri fuori i migliori nomi dei candidati possibili da proporre agli alleati. Lega, che in Veneto, ricorda lo stesso leader, è il primo partito, pertanto... Donne e uomini in grado di fare il sindaco a Vicenza e a Treviso ce ne sono. Ma se la Lega può mettere in campo uomini e donne non esclude, lanciando un ideale ponte agli alleati, anche altre strade. Se c'è qualcuno, come c'è qualcuno sia a Vicenza che a Treviso, che senza una tessera di partito in tasca si sente parte di una squadra e ha a cuore la sua città, noi ascoltiamo tutti.